Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Marco Bassani, professore di storia delle dottrine politiche all'Università Telematica Pegaso, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Marco? Ci sono. Bentornato su Anzi, Radio Libertà. saluti a tutti, buona giornata. Io tenevo molto oggi a fare questa chiacchierata con te perché, diciamo, è stata una settimana di grande attivismo trampiano, no? E di grande incomprensione sul mainstream del medesimo, secondo me. Però volevo iniziare con una domanda diciamo, di curiosità provocatoria. Ma tu ti sentiresti tranquillo sotto l'ombrello protettivo francese? Francese? Visto che Beh, va di moda. no, io credo che queste cose, diciamo, queste cose che sono venute fuori nell'ultima settimana da parte degli europei siano tendenzialmente delle follie, follie che non hanno nessuna realtà, ma li coglie anche Zelensky, cioè Zelensky si è mosso, è andato a trovare Starmer, ha fatto finta di avere appoggio che l'appoggio di Francia e Inghilterra potessero sostituire gli Stati Uniti, è durato 24 ore, ha detto va bene, ok, decidi tu Trump, faccio quello che dici tu, gliel'ha detto in tutti i modi. Non hanno nessuna possibilità, oltretutto sarebbero delle truppe europee, per non parlare del fatto che se mandassero dei tedeschi, ma sarebbero presi dalla Russia come una provocazione assoluta ancora, cioè la Russia rispetta solo l'America, del resto dell'Europa non ha nessuna intenzione, diciamo, di stare a ascoltare cosa diavolo dicono, ma non l'Europa, i paesi europei. Tutto i paesi europei non hanno fatto altro che scatenare guerre nella storia, non paci. Indubbiamente. Tra l'altro c'è questa curiosa inversione per cui sembra che siano, diciamo, Macron e coloro che lo seguono a voler no, sbarazzarsi della NATO e provvedere loro. Trump semplicemente dice pagate la NATO, no? Mi sembra questo il punto. Ma allora, dietro tutta questa polemica fra europei e Trump, che riguarda da un lato ovviamente la NATO e dall'altro i dazi, c'è la posizione di enorme favore che nella collocazione mondiale ha avuto l'Europa per 80 anni sotto l'ombrello americano, per cui se ne sono fregati degli armamenti, di tutto, hanno continuato che è stato, in realtà l'Europa si è messa il cappio al collo con questo, perché non spendendo militarmente ha devoluto tutte le sue spese nella creazione del più pesante welfare state della storia dell'umanità, per cui tutti questi welfare state hanno bloccato al fine, dopo anni e anni, sono riusciti a bloccare la crescita economica. Come voi sapete, al di là dell'Italia, che è un'area in enorme declino da 30 anni, la stessa intera Europa praticamente non cresce da molti anni. Quindi questo è stato. E l'altra questione è che Trump vuole che i paesi europei spendano non certo tanto quanto gli Stati Uniti, che superano il 3% del prodotto interno lordo, ma diano il loro contributo alla difesa comune. Gli europei vogliono sempre interferire, fare, dire, ma vogliono godere ancora di tutte quelle che erano le enormi agevolazioni che avevano durante la guerra fredda. Come sapete, una macchina americana quando arriva in Europa ha dei dazi pazzeschi e poi paga IVA, tutto il resto, e mentre le macchine europee hanno pochissimi dazi in America, infatti andate in America pieno di macchine europee, mentre l'Europa non vedete neanche macchine americane. Cioè, infatti molti dazi trampiani sono in realtà controdazi, cioè questa cosa viene omessa con Lui, nonchalance. se Trump arrivasse agli stessi dazi che l'Europa mette nei confronti delle merci americane, l'Europa scomparirebbe nei commerci con l'America, perché non è in grado di competere in maniera appena onesta con gli Stati Uniti. Hanno una produzione che è totalmente superiore a quella europea. Certo, io ho questa impressione, no, però che tutte le varie, diciamo, no, incomprensioni a valle su come si muove Trump anche sullo scacchiere mondiale derivano da un'incomprensione a monte del fenomeno Trump, no? Spesso figlia del fatto che la nostra intelligenza si trova al bar a parlare di America, ma ne sa poco o nulla dell'America, no?
Guarda, questa è una cosa che mi ha sempre colpito, cioè al di là di tutto, che insomma, vai nelle migliori librerie di Milano, ci sono degli interi scaffali dedicati alla Bulgaria e dopodiché due o tre libricini sull'America raccontata sempre dai soliti rampini e altri personaggi che stanno lì. Ricordo quando io ho studiato, diciamo, la storia americana, la politica americana un po' tutta la vita, ma ricordo che una volta ero in una biblioteca inglese e c'era un libro che spiegava la politica americana e il sottotitolo era "Non crediate di capire la politica americana solo perché parlano inglese", e lo diceva agli inglesi, no? Dice "Non crediate di capirla perché parlano la stessa lingua". Gli italiani non capiscono neanche la lingua, ma capiscono tutto comunque di una politica che effettivamente è un po' complicata, che ha le sue liturgie, ha le sue storie. Allora, quello che sta accadendo ovviamente è una rivoluzione, ma secondo te Macron è paragonabile dal punto di vista dell'investitura popolare a Trump? Macron che ha il 17% a casa? Quando parla Macron con Trump, cioè Trump ha una forza che forse gli europei non hanno la più pallida idea, perché forse gli ultimi leader europei che avevano una forza paragonabile potevano essere Adenauer, De Gasperi, De Gaulle, questi qui, ma non esistono negli ultimi anni. Forse la Merkel per un certo periodo l'ha avuto, almeno all'inizio, ma non esistono. Il problema dell'Europa è che non esiste nessun leader europeo che ha la statura e la investitura popolare di Donald Trump. Ma cosa, diciamo, lo chiedo all'esperto di politica americana, tra l'altro tu sei nato negli Stati Uniti e hai anche cittadinanza Sì, sì, americana. certo. Cosa rappresenta il fenomeno Trump anzitutto in America? Cioè a che istanze ha corrisposto? Ma guarda, quello che è accaduto, quello che sta accadendo, poi si vedrà, sai, le rivoluzioni iniziano, ma è una vera rivoluzione, la più grande rivoluzione della mia vita. Io ho 60 anni e più, e quindi non ho mai visto nulla del genere, perché è vero, ho visto crollare il muro di Berlino, ma si rivolgeva a un altro mondo, a quel mondo di cui non facevo parte. Nel mondo di cui faccio parte, che è quello euroamericano, non vi è mai stata una rivoluzione neanche lontanamente paragonabile. La prima rivoluzione è: faccio tutto quello che ho raccontato che farò. E questa è una vera rivoluzione politica. Gli italiani sono abituati a politici che raccontano frottole in campagna elettorale e sanno che sono frottole, come diceva il Corriere della Solzhenitsyn, loro mentono, sanno che noi sappiamo che mentono, sanno che eccetera eccetera, Certo. continuano a mentire. Ma non è neanche una menzogna, si sa perché in Europa si vive con l'idea che non si possa fare nulla. Per esempio in Europa si vive con l'idea che non si può fermare l'immigrazione, che è una follia assoluta, ovviamente, la si può fermare perfettamente. Questo l'ha dimostrato Trump. 11 milioni di immigrati sono arrivati nel paese nella follia di 4 anni di frontiere colabrodo di Biden, adesso non sta arrivando nessuno. Poi inizieranno le deportazioni, ma ci vorrà un po' di tempo. È un brutto termine, deportazioni, rimpatri, chiamateli come volete, ma insomma lì si capisce che se uno è lì e non ha diritto a essere lì, verrà rimpatriato. E quindi diciamo quello che sta accadendo è un'autentica rivoluzione, per cui lui ha ottenuto un mandato popolare enorme, cioè non solo ha vinto di alcuni milioni il voto popolare, che non conta nulla, Certo. però ha stravinto ogni singolo stato conteso. Quindi è un mandato popolare che non c'era mai stato, e farà tutto quello che sta facendo, che colpisce enormemente: licenziamento di personaggi pubblici che gli avevano dato contro. C'è una cosa che gli europei non comprendono, cioè per loro chiunque vinca le elezioni non cambia nulla. No, in America cambiano le cose. Non si può neanche pensare che vincendo le elezioni una parte o l'altra non ne paghi il fio. Cioè l'Europa ha puntato tutto sulla sua avversaria. Zelensky ha puntato tutto sulla sua avversaria, gliel'hanno detto chiaramente: scusa, ma andavi qui con l'opposizione, ha vinto un'altra amministrazione, vieni qui, ascolta e stai buono, no? L'Europa è totalmente convinta che le elezioni non possano avere delle conseguenze reali nella vita reale. Questo è il più grande spot, in realtà questa vittoria di Trump è il più grande spot per la democrazia. Io per anni, decenni, ho sempre detto che era inutile votare, ed era inutile per tante volte votare, però qui la dimostrazione è diversa, insomma. La vittoria di uno o dell'altra parte
ha cambiato il corso della storia. Certo, tra l'altro mi sembra che proprio da un punto di vista americano ci fosse proprio un vulnus nella stessa candidatura Harris, perché non era passata da nessun vaglio popolare, no? Un tema a cui oltreoceano sono abbastanza affezionati. Ecco. Questa cosa un mio dentista mi ha detto: ma perché non ci hai scommesso $1 milione che mi avevi detto tutto giusto quello che sarebbe accaduto? Io gli ho detto: cambiano, non dico, il candidato non è Biden, se ne andrà a giugno, mi sembra che poi sia accaduto a luglio, sì. e la cosa sarà semplice: Obama vedrà se c'è una possibilità di vittoria e mette sua moglie. Se non c'è alcuna possibilità di vittoria, lascia andare al macello la Harris, visto che ha capito perfettamente che non c'era alcuna possibilità di vittoria. Solo i media italiani credevano che ci fosse un testa a testa, e allora ha lasciato andare la Harris, la quale non è passata attraverso una primaria, non ha fatto nulla del genere, e oltretutto ha vinto in tutti. Questa è una cosa che continuano a ripetere ancora oggi in America: ha vinto in tutti gli stati che hanno un'unica caratteristica: non bisogna neanche presentare il documento per votare. Comunque, lasciamo queste polemiche. La rileviamo, polemiche molto... ci limitiamo a rilevarla, diciamo. Sì, ci limitiamo a rilevare la cosa, insomma, in tutti gli stati in cui devi presentare i documenti non ha vinto. Quindi no, era un candidato debolissimo, l'ho sempre detto fin dall'inizio, e anche la prendevano molto in giro, non sapeva parlare, aveva un'oratoria ridicola, non solo rispetto a Trump, ma è rimasta molto imbarazzata. Ci sono delle scene di tutta la campagna elettorale che sono veramente incredibili per la sua impreparazione. Però è questo, cioè dietro il Partito Democratico è scomparso, insomma, è stato distrutto dalle due famiglie Obama e Clinton, insomma, dai due potentati. Anche il Partito Repubblicano ha fatto lo stesso, nel senso che è stato in mano alla famiglia Bush per molto tempo, e Trump ha veramente scompaginato tutti i ruoli classici della politica americana e ha distrutto i due vecchi partiti, perché il Partito Repubblicano che è venuto fuori non ha più nulla a che vedere con quello dominato dalla famiglia Bush. E qual è la differenza principale secondo te? Ma la differenza principale è che è venuta fuori quella che in America chiamavano la politica delle grandi questioni, cioè la politica fondata su sì o no ad alcune cose. Dobbiamo far sì che possa entrare nel nostro paese chiunque? No, francamente no. Si blocca l'immigrazione clandestina, e se ci sono dei clandestini li mandiamo a casa. Si può fare, sì, si può fare, e lo si farà. E quindi si vota su queste questioni grandi. Allora adesso questa questione, ad esempio, dei dazi. Qualcuno veramente crede che i dazi possano sostituire dal punto di vista del budget federale la tassazione sul reddito. Ovviamente io non lo ritengo pensabile. È una cosa dell'Ottocento. Nell'Ottocento Certo. la Federazione Americana viveva solo e esclusivamente di dazi, ma era prima che rendessero possibile la tassazione sui redditi. Però quello che ha lanciato Trump è una politica sulle grandi questioni, le grandi questioni di cui discutevano tutti, ma che venivano e vengono ancora oggi ritenute indecidibili. Cioè, all'interno del dibattito europeo, è vero, pensate anche all'Italia, no? C'è un gruppo di persone che dicono: ma secondo me è meglio che venga un po' di immigrati, le società devono essere aperte, ci mancherebbe, però legalmente, attraverso sistemi legali, e altri che dicono: no, non si può in alcun modo bloccare, perché sono flussi demografici in cui non c'è niente da fare. Cioè, se si sta riempendo il vaso dell'Africa, vorrà dire che questo deborderà in Europa e non c'è niente da fare. Questo in realtà è la visione. Quando con Musk, Trump e Musk hanno detto che avrebbero fatto questo Doge, no? Il Doge italiano, e in Europa hanno subito detto: è impossibile tagliare la spesa pubblica. La risposta: ci sono decine di articoli che trovi nei giornali italiani, ma in realtà anche francesi, perché per loro una spesa pubblica del 60% del prodotto interno lordo è la normalità, finanziata in parte a debito, in parte con la tassazione, ma sono convinti che non si possa fare altro, che non ci possa essere. In America obiettivamente non solo l'America cresce, si cresce al 3%, è quasi crisi, ma non solo con questo, ma l'America ha anche una tassazione che è la metà di quella europea, e non ritiene
che sia un dato, che questa spesa folle, questo che hanno anche gli americani, e questo deficit folle sia un dato sul quale non si possa lavorare. Ecco. Questo, diciamo, l'America rimane ancora la terra nella quale si possono fare le cose, e l'Europa è una stanca periferica provincia nella quale si risponde romanamente se può fare, se può fare. E forse in questo senso Trump, no, nel suo discorso al congresso, ha più volte rivendicato in modo prepotente, no, il ritorno del sogno americano, cioè ha messo sul tavolo anche un elemento valoriale che i giornaloni nostrani hanno ignorato, ma mi sembrava un po' corrispondere a quello che dicevi tu, ecco. Sì, no, certamente, cioè l'idea fondamentale, l'idea americana è che ogni generazione aumenterà la ricchezza della generazione precedente, le possibilità, il tenore di vita, lo stile, le cose da fare, e che il limite sia il cielo, e che non è affatto vero che tutto sia, cioè questa sensazione che tutto sia già stato fatto, tutto sia già stato detto, che attanaglia, diciamo, la politica europea, ma anche gli stili di vita, le speranze, i piani individuali dell'Europa in America assolutamente non esistono. Beh, non è un caso naturalmente che tutte le imprese innovative vengano dall'America, non certo dall'Europa, e questo dalla seconda guerra mondiale in poi, insomma dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Cioè, quindi questo richiamo forte, ma non tanto cioè, il sogno americano fa un po' sorridere, come è un po' una retorica Certo. vecchia, però chiaramente richiama questa idea di migliorare la propria posizione nel mondo e quella per i propri figli, che tutto sommato è un'idea, se volete, piuttosto borghese, ma che ha fatto parte anche del periodo in cui l'Europa era innovativa, progressista e rivoluzionaria in qualche modo, e naturalmente tutti volevano migliorare per i propri figli le condizioni di vita e di lavoro. Oggi si accontentano di mandarli all'estero. Certo, tra l'altro immagino che né io né te diamo una connotazione negativa all'aggettivo borghese, quindi come dire, mi riconosco No, in no, pieno no, in no. Borghese nel senso di borghesia, per me la borghesia aveva molto decoro, aveva non solo decoro, ma aveva anche speranze, era collegata a un'idea di progresso. Borghese nel senso anche di sviluppo capitalistico, che in Italia il capitalismo c'è sempre selvaggio, non si può dire capitalismo e No, è mercato, se lo automatico, dici sì, una selvaggio, automatico, deve partire selvaggio. facciamo un mini spot solo di 30 secondi, torniamo subito con Marco Bassani. Fai pure. Eccoci rientrati con Marco Bassani, professore di storia delle dottrine politiche all'Università Telematica Pegaso. Ora, diciamo, dopo che abbiamo dipinto la cornice, se vuoi, andrei anche nel concreto delle azioni che sta proponendo Trump, perché alla rivoluzione che evocavi tu mi sembra corrisponda anche una rivoluzione nel metodo, che può essere irrituale, ma mi sembra, come dire, non inefficace. Certo. Per esempio, faccio solo 2 esempi, poi te li lascio commentare, Sì, no? no, figurati. Mentre lui al congresso, con anche delle iperboli che alludevano anche a un'iniziativa militare, diceva ci riprenderemo Panama, però accadeva che il fondo BlackRock comprava le 2 infrastrutture portuali più impattanti, no, del canale di Panama, riportandole in mano americana. Mentre lui fa retorica anche pesante sulla Groenlandia, la Groenlandia si dichiara disponibile a aumentare la presenza militare in loco, cioè voglio dire, c'è del metodo in questa apparente follia, ecco. Effettivamente, allora, intanto basta guardare la cartina geografica per capire quanto strategici possano essere Panama e la Groenlandia per gli Stati Uniti. E allora, chiaramente il modo di parlare può apparire eccessivo, questa cosa del Golfo d'America, del Messico, fa un po' sorridere, eccetera, tutte queste intorno, però la realtà è molto semplice. A un certo punto quello che era accaduto era che le società che gestivano i passaggi proprio sul Golfo di Panama erano in mano cinese di fatto. Questo l'America non può tollerare, ovviamente, e infatti le cose stanno cambiando lentamente in questi giorni. Non ha parlato di un'invasione militare di Panama, ma visto che
Panama è stato costruito interamente dagli americani, che sono morti migliaia di americani nel costruirlo e che è stato praticamente espropriato, l'hanno dato negli anni 70 a Panama, ma che non ha mantenuto quelli che erano i suoi impegni nei confronti degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti pensano di riprenderne il controllo, no? Ed è abbastanza evidente. Per quanto riguarda la Groenlandia rischiava di diventare una terra a dominazione cinese. Ora è abbastanza evidente, è una cosa che sta sviluppandosi non nei modi tipici delle contrapposizioni tradizionali, cioè come la guerra fredda, ma che si sta sviluppando una certa tensione fra Cina e Stati Uniti. Ora si vedrà come si svilupperà tutto questo, però chiaramente è una sorta di dovere strategico per seguire gli interessi nazionali di Trump di contrastare l'avanzata cinese. E lì, oltretutto, altro che terre rare, da quello che ho sentito dire, in Groenlandia c'è, c'è veramente di tutto dal punto di vista dello sviluppo economico, e quindi senza dubbio aumenterà. Il punto fondamentale non è gli Stati Uniti stanno violando la sovranità territoriale della Danimarca, perché non è quello. Il punto fondamentale è: la Danimarca è in grado di reggere alla pressione cinese? No. Gli Stati Uniti sì. Questo è evidente. Mi pare, E quindi guarda, no, vai. come scusa? No, dimmi. No, perché tu giustamente hai evocato quella che mi sembra la sfida epocale verso cui andiamo, verso cui va il mondo libero, anche più affezionato adesso, no? Cioè quella col gigante cinese. Allora, volevo chiederti due cose. Uno, se sei convinto, come dicono alcuni analisti, che siamo, diciamo, avviluppati nella trappola di Tucidide, per cui le aspirazioni di una potenza in ascesa si scontrano con la potenza egemone e inevitabilmente porteranno a un conflitto. E in secondo luogo, se Trump sta facendo, la dico male, sta tentando l'operazione Nixon-Kissinger al contrario, cioè proprio perché la priorità è la Cina, sta tentando di separare la Russia dalla Cina? Sono tutte e due cose verissime, cioè, allora, verissime. La prima è, io nel corso della mia vita ne ho visti un paio, nel corso dell'ultimo secolo ne abbiamo visti tre. Cioè, il primo assalto al potere mondiale è quello della Germania. Il potere mondiale era già nelle mani degli Stati Uniti, ma gli europei non se ne rendevano conto negli anni 30, ed è andato come è andato. Il secondo assalto al potere mondiale, che sono sempre gli Stati Uniti, avviene da parte dell'Unione Sovietica, e l'89, 1989, ha dimostrato come è andato. Il terzo assalto al potere mondiale nel frattempo è costituito dall'ascesa del Giappone. Negli anni 80, tu sei più giovane, ma negli anni 80 ci continuavano a ripetere che gli Stati Uniti erano spariti dalla carta della ricchezza mondiale, perché ormai il Giappone li aveva superati. Gli anni 80 poi non andarono esattamente così, mi permetto non andarono così. Dalla fine degli anni 80 il Giappone è cresciuto alla media dello 0,3% all'anno. E quindi dopodiché adesso ci raccontano, ma con delle proiezioni nel futuro. Oltretutto mi ha detto uno studioso molto serio della Cina, ha detto: io studio la Cina, sono cose mutamenti enormi, interessanti, ma dei loro dati, chi si fida dal punto di vista economico dei dati prodotti dal Partito Comunista Cinese? Ha detto: secondo me sbaglia. Ma al di là di questo, proiettando questi dati della Cina in 20-30 anni, si vede una potenza assolutamente enorme. Ora vedremo se questo ennesimo assalto al potere mondiale lo scalzerà. Mi ricordo i 5 Stelle di Battista, ha detto: è iniziata la terza guerra mondiale, la Cina la sta vincendo, alleiamoci con la Cina. Ora io non capisco cosa avrebbero da guadagnare gli europei da un mondo di ideogrammi che non comprendono, studino un po' di inglese e comprendano le regole di questo mondo, in cui comunque che almeno possono comprendere. Certo. Tra l'altro di ideogrammi, mi permetto solo di aggiungere, di ideogrammi e di laogai, cioè campi di concentramento, ma è una appunto, parentesi. Oltretutto veramente io non, come qualcuno possa fare sconti dal punto di vista della libertà alla Cina nei confronti del paese più libero del mondo, non lo capirò mai. Però questo è una questione di preferenze. Si sa che gli europei hanno smesso di credere negli ideali di libertà veramente da almeno un secolo. Hanno avuto un piccolo ritorno di fiamma quando l'Europa era un autentico protettorato americano dal 45 al 65, dopodiché figurarsi. Però l'altra questione molto importante, cioè in realtà
il compito storico degli Stati Uniti, lo sarebbe anche dell'Europa, se l'Europa comprendesse quali sono i suoi interessi strategici, invece di pensare invece di avere questa continua russofobia, sarebbe di occidentalizzare la Russia. È difficilissimo, no? Nel senso che la Russia ha una classe dirigente ultra occidentalizzata, ma occidentalizzare proprio il cuore della Russia, come direbbe Tolstoi e Dostoevskij, insomma, è proprio quello del popolo russo. Questo è complicato, ma sicuramente sarebbe il momento di fare un'operazione proprio, hai ragione, invece al Nixon all'incontrario, allora era più importante l'Unione Sovietica della Cina. Nixon nel 72 va a giocare a ping pong con Mao Zedong e toglie e crea una frattura proprio fra Cina e Unione Sovietica, e così dovrebbe fare oggi, cioè dovrebbero riuscire alla fine a togliere dalla sfera di influenza cinese la Russia, paese che comunque rimane rilevante enormemente, al di là del fatto che, ovvio, dicono, cosa vuoi che sia la Russia, un PIL uguale a quello dell'Italia, è vero, però in ogni caso occupa una parte del globo enorme e fondamentale. E questo, se diciamo il prezzo per questa alleanza o per questa non alleanza fra Cina e Russia è che Zelensky rimane scontento e dorme male per 2 notti, secondo me non fa grande impressione, ecco. Beh, diciamo che nell'analisi costi-benefici sì, i pesi si vedono. Sì, certamente sì. E dobbiamo fare? Zelensky se ne farà una ragione, insomma. Anche perché, scusami, quello che fatico a capire è un'altra omissione, no, secondo me, del racconto mainstream. In realtà la questione delle terre rare che viene buttata in caciara, a me sembra una forma di garanzia implicita ma potente, perché mi sembra evidente che se ci sono, diciamo, se c'è personale americano sul terreno, se ci sono interessi americani sul terreno, mi sembra difficile che Putin attacchi di nuovo. Che ne pensi? Questo è quello che sostiene costantemente l'amministrazione Trump, l'ha detto anche Trump a chiare lettere. 1, non faremo come Francia e Inghilterra. Cosa ha fatto la Francia e l'Inghilterra nel 1939? Hanno dato le garanzie alla Polonia ed è scoppiata la seconda guerra mondiale. Non daremo nessuna garanzia, gli hanno spiegato 10.000 volte, dopodiché la Zelensky e la Zelenskaya e la moglie vanno in giro a parlare come se fossero già nella NATO. Non saranno mai nella NATO, perché la NATO in realtà è una sorta di garanzia che appena quel paese sarà attaccato scoppierà una guerreggiata in tutto il mondo, quindi è una cosa impensabile dare queste garanzie, esattamente come nel 1939. C'è gente che dice ma non si poteva fare altro, io non lo so, chi lo sa, se magari, che ne so, magari il regime hitleriano sarebbe migliorato da solo, non ho la più pallida idea, la storia non la so, può riscrivere. Quello che so è che sono stati causati 50 milioni di morti, potevano forse essere evitati, chi lo sa. Dice, in questo caso nessuno darà quelle garanzie lì, ma quindi cosa dice Trump? In realtà le garanzie ci sono attraverso degli interessi americani costanti e continui, che servono anche ovviamente agli ucraini per la ricostruzione del loro paese, non c'è dubbio, e che è veramente devastato, era devastato anche prima. Il prodotto interno lordo pro capite dell'Ucraina è meno della metà di quello russo, le aspettative di vita sono più basse, cioè era uno dei paesi con la peggiore qualità della vita storicamente, anche uno dei paesi più corrotti, forse anche insieme alla Russia, sono due paesi corrottissimi. Quindi diciamo l'idea di Trump è riempiamo l'Ucraina di grossi interessi economici americani e la Russia non oserà più attaccarla. Non sta dicendo sono garanzie definitive, corrette, dice o così o nient'altro, altre garanzie non ve ne diamo. Quindi è molto chiaro ed evidente, e naturalmente Zelensky l'ha già capito, ha già detto 10 volte di sì. Non capisco la pantomima europea del riarmiamoci. Oltretutto, ma questa questo personaggio, ma dove trova l'autorità per parlare di 800 miliardi di riarmo dell'Europa? Ma chi gliel'ha data? Da dove le viene? Non riesco proprio a capire di preciso. Infatti gli hanno risposto tutti, forse, ma cosa sta Questa è una dicendo? grande questione, perché scomoda una questione di legittimità democratica che pare essere assente. Sì, no, non esiste. All'interno dell'Europa di tante cose si discute, ma sembra che gli accordi fra coalizioni di governi che stanno insieme con
l'1% dei voti in più o con 3 parlamentari arraffazzonati, eccetera, siano un criterio di piena legittimità democratica, che viene paradossalmente, oppure che ne so, in tante trasmissioni, posti in cui sono stato, sentivo dire che la legittimità democratica piena ce l'ha Zelensky e non Trump, che fa, non so in base a quale bizzarra teoria della democrazia, ma io lo insegno da più di 30 anni queste cose e ho difficoltà a comprendere la posizione proprio in generale degli europei su queste ultime questioni. Secondo me hanno perso quando si esce dalla storia, poi non si comprende neanche più la storia. Certo, tra l'altro a dimostrazione di questo c'è la reazione, diciamo, isterica europea a, diciamo, quello che è andato in scena nello studio Vale, cioè un temporaneo, come dici giustamente tu, suicidio strategico di Zelensky, perché poi ha cambiato idea Sì. abbastanza in fretta. Ti volevo chiedere, anche qui non c'è un po' un doppiopesismo, perché a me sembra che, per esempio, Joe Biden abbia trattato molto peggio un alleato molto più storico dell'America e molto più in grado di camminare con le proprie gambe come Benjamin Netanyahu, come lo Stato di Israele. Lì però andava bene, insomma, ecco. Ma la cosa incredibile, no? Da un lato naturalmente per gli europei l'America, se ci sono le elezioni, se vincono i democratici è la più antica democrazia del mondo, se vincono i repubblicani è un paese devastato, distrutto da egoismi e tutto. Questo D'altro lo dissero canto, anche con Reagan e non andò esattamente così. sempre, costantemente, quindi divisivo, che non include tutte queste robe. Quindi, d'altro canto, anche gli europei, se le guerre sono portate avanti da presidenti repubblicani non vanno bene. Se i presidenti repubblicani vogliono la pace non va bene neanche quello. Cioè, Trump nel suo discorso inaugurale ha fatto delle affermazioni incredibili, cioè io sono un uomo di pace, inizierò la pace, non le guerre, porrò fine a queste guerre americane senza fine. Una di queste è la guerra in Ucraina, l'aveva detto 10.000 volte in campagna elettorale, sta facendo quello che aveva detto in campagna elettorale. Se poi tutti gli europei sognavano che vincesse la sua avversaria, o tutti, o gruppi, la classe dirigente europea ovviamente, sognava che vincesse la sua avversaria, erano sogni e basta. In realtà deve prendere atto che sta portando a compimento quelli che sono i suoi intenti in campagna elettorale, per i quali è stato effettivamente votato secondo la piattaforma sulla quale ha vinto. In realtà è questo, il sogno degli europei è un'America a guida del Partito Democratico Mondiale, no? Che è quello americano, che ormai è il centro della sinistra mondiale, e un'America che prima veniva criticata perché interveniva ovunque, che in realtà intervenga ovunque secondo dei criteri basati su giustizia, libertà, cose un po' anche fantasiose, ma anche su un ordine internazionale, giusto, ingiusto che sia, ma fondato proprio sull'interventismo guerrafondaio, che è una cosa bizzarra, no? Non è più la sinistra che criticava l'intervento nel Vietnam 50 anni fa, o che Sì, no, poi è veramente curiosa la contraddizione, cioè le guerre di Bush, la guerra al terrore, insomma, non andavano bene. La pace di Trump non va bene, sembra che non andar bene, come dici tu, sia il Partito Repubblicano. Perché è ovvio, è in mano al partito sbagliato, il popolo ha sbagliato a votare. Certo. Volevo chiedere una tua spiegazione di un altro, diciamo, dato ormai storico clamoroso che viene rimosso, e che è il seguente, cioè se noi ci chiediamo quali sono gli unici 4 anni in cui Vladimir Putin non ha mosso un carro armato, non ha aggredito militarmente nessuno, non ha esercitato questo, che secondo me è un tardo imperialismo sovietico fuori tempo massimo, sono i 4 anni del primo mandato Trump. Cioè questo cozza lievemente con la narrazione per cui Trump sia amico o addirittura etero-diretto da Putin. Questo lo sanno tutti. In realtà Trump è l'unico di cui Putin ha paura. E paura nel senso che è un leader. Questo lo riconosceva anche un commentatore politico italiano intelligente come Velardi, il quale a un certo punto, quando gli hanno sparato, ha visto la reazione, no? Che ha avuto Trump, che ha con quel fight, no? Che proprio guardava mentre gli scendeva e ha riconosciuto, ha detto, devo dire che nel mondo non mi piace, ma esiste un unico leader. Ed è così, cioè noi
noi siamo convinti, effettivamente in Italia in particolare, diciamo, dopo l'esperienza mussoliniana, in cui c'è stata anche troppa leadership senza dubbio, credevano che la democrazia fosse fondata sull'esecutivo debole, e quindi l'esecutivo debole voleva dire anche personaggetti, come direbbe un politico italiano, cioè personaggi in politica piuttosto senza grande carisma. Mentre invece l'America l'ha sempre saputo, cioè ci sono una serie di figure nella storia, c'è JF Kennedy, c'è Reagan, c'è Trump, ci sono delle figure nella storia, c'è stato anche Clinton e in parte anche Obama all'inizio quantomeno aveva un certo carisma, e non basta il carisma dell'ufficio a darglielo. Joe Biden naturalmente non ce l'aveva, Jimmy Carter non ne parliamo, il secondo Obama era crollato, era finito e così via. Quindi sì, la leadership esercitata da Trump ha fermato totalmente Putin, e infatti sono gli unici 4 anni in cui quello che sta cercando di mandare in giro Putin è una cosa di più, è l'ipnosi di potenza, è la più grande ipnosi della storia, cioè perché effettivamente la Russia non ha gli strumenti veri da grande potenza mondiale in nessun modo, ha solo le testate atomiche. Certo. Solo che si è visto, in realtà io sono stato contentissimo del fatto che il popolo ucraino abbia resistito, doveva resistere, adesso deve fare la pace. In quel momento all'inizio era folle, quelli che gli dicevano dovete arrendervi, no, non dovete arrendervi nulla, li hanno invaso, per carità, e combattete, però adesso gli eserciti sono esausti, e quello che ha dimostrato Putin è che con un esercito raffazzonato, convenzionale, non va da nessuna parte, non è riuscito neanche a arrivare a Kiev, quindi l'idea che dell'effetto domino, come l'altra volta Calenda mi ricordo, un nuovo effetto domino, se cade l'Ucraina allora poi cade la Polonia, arrivano a Parigi e i cosacchi si abbevereranno sulle rive del Tevere, sono follie. Quello che ha dimostrato proprio la Russia in questo conflitto è che non è assolutamente in grado di gestire un conflitto in cui dall'altra parte ci sia la tecnologia americana. Assolutamente, tra l'altro i paesi in cui a cascata dovrebbe ricadere questo effetto sono lievemente coperti dall'articolo 5 della NATO, cioè c'è questa lievissima differenza. Quelli sono coperti, ma ormai gli europei pensano di poter agire come se la NATO non esistesse, cioè come se gli Stati Uniti sono formalmente il 70% della NATO, la realtà è che sono il 90% della forza militare della NATO. Certo. Quindi quella riunione di Londra è stata qualche cosa di folle. Avevano chiamato, praticamente era la NATO senza gli Stati Uniti, perché c'era Starmer e c'era anche il turco, quindi ovviamente era una sorta, vediamo come starebbe bene la NATO senza gli Stati Uniti. Allora in quel punto si dava il dominio vero a che cosa? Alla Turchia, perché non è un caso che l'esercito più potente della NATO dopo quello degli Stati Uniti è quello turco, quindi io non riesco tanto bene a capire a che gioco stiano giocando proprio gli europei. Probabilmente nemmeno loro. No, non ne hanno la più pallida idea, ovvio. In chiusura volevo chiederti una cosa, appunto anche da studioso della storia americana e delle dinamiche politiche anche diciamo sul lungo termine. La domanda molto semplice, un po' da bar è: tu sei convinto che anche questo sarà un secolo americano oppure no? Sì, sicuramente, non solo nel nostro arco di vita, in quello dei nostri figli, fino alla fine del 2100-2150 non c'è nessuna potenza che possa in alcun modo scalfire, perché c'è un punto cruciale, non è solo un potere economico, ma è una concentrazione di potere culturale, militare ed economico, e politico naturalmente. Quindi questa concentrazione dei 4 poteri, tu devi sapere, ma lo sai benissimo, ma i nostri ascoltatori devono sapere una cosa: in qualunque campo della cultura, dalla filologia aramaica alla filosofia teoretica, alla fisica della superconduttività, alla fisica delle basse temperature, a qualunque altra cosa voi prendete i primi 10 esperti del mondo, 9 insegnano negli Stati Uniti. Quindi è una tale potenza dal punto di vista della concentrazione del sapere che non può essere scalfita, e la posizione dal punto di vista economico
è di circa 24% del prodotto interno lordo mondiale, un po' più del 20%, una cosa per 330 milioni di abitanti. Insomma, gli americani sono sulla carta ricchi 3 volte gli europei, in realtà molto di più. E oltretutto l'esercito che hanno è dal punto di vista mondiale impareggiabile. Su ogni dollaro di spesa militare quasi 50 centesimi vengono spesi dagli Stati Uniti. Quindi non so, di fronte a questi dati, e se ci aggiungi il fatto che se delle prime 500 società mondiali ad alto contenuto tecnologico, 423 siano americane, francamente è difficile vedere una posizione di potere di questo tipo che possa essere insidiata nelle prossime 2-3 generazioni. Poi la storia, sai, ha delle accelerazioni impensabili. Certo, però diciamo che il quadro che ci hai dipinto, credo di poter dire, rassicura qualunque uomo tenga la libertà, perché comunque sì, insomma... rassicura, e gli europei se ne dovrebbero fare una ragione e dovrebbero anche capire che la loro piccola unione dal punto di vista economico è servita a poco, perché per esempio tra le prime 50 società del mondo sono quasi tutte americane, un paio cinesi, un po' più di un paio cinesi, ce ne sono solo 2 europee, e una è svizzera e l'altra è olandese. Per dire, i grandi paesi dell'Europa, la Francia, l'Italia, la Germania, eccetera, da quest'unione dal punto di vista economico hanno trovato solo un modo per gestire il loro declino economico e industriale. Indubbiamente. E niente, allora riproponendo quelle parole, diciamo, di speranza piuttosto che, ahimè, le parole cupe a cui ci ha condannato l'Unione Europea, io ti ringrazio molto di essere stato con noi, prof, e a presto. Figurati Giovanni, quando vuoi. Buona Ciao, buona giornata. giornata a tutti.